Un consuntivo di ciò che sono queste prime ore della prima prova oggi diciamo, riguarda l'italiano. I ragazzi come hanno accolto le tematiche che sono state diciamo, scelte dal Ministero? Ma abbastanza bene, anche perché sono uscite tematiche rispetto agli altri anni fattibili, sono compiti rivolti al futuro, si parla molto di tecnologia, di robotica, quindi a mio avviso sono delle tematiche attuali, fattibili, si va sulla giusta direzione. Cosa hanno scelto magari i ragazzi maggiormente, se Ma ci può dare una prima indiscrezione? I ragazzi hanno scelto maggiormente il saggio breve, quindi perché durante l'anno magari fanno molto allenamento in questo senso e quindi più del 90% ha scelto di fare il saggio breve. Ci aspettava magari Pirandello, molti aspettavano Pirandello. Ma non sempre esce quello che si aspetta, quindi esce sempre l'inaspettato, però devo dire se facciamo un consuntivo è positivo. Presidente, ora come si svolgeranno le altre prove, così giusto per avere un quadro generale? Domani ci sarà la prova di disciplina, qui c'è la prova di matematica e quindi speriamo in una prova fattibile che sia coerente con i programmi che hanno svolto i ragazzi, quindi con i programmi ministeriali su cui hanno lavorato nel corso dell'anno. Poi ci sarà la prova diciamo, orale. La terza prova, la multidisciplinare, quella è una prova che si assembla e assemblata il giorno stesso e sarà la commissione a prepararla, quindi il Ministero non c'entra qua, è tutta interna la terza prova, la prova interdisciplinare. Insegno storia e filosofia in questo liceo. Ho seguito questi ragazzi già da 2 anni, quindi conosco singolarmente il loro valore, le loro capacità e l'emozione che li ha portati a questo importante giorno. Lei è membro interno, ecco che i ragazzi come hanno reagito oggi alla prima prova di italiano, un po' sicuramente lei li conosce meglio. Sì, sicuramente. Sono arrivati con tanta emozione, però un'emozione costruttiva perché immediatamente hanno preso visione di quelle che erano le tracce fattibili, si sono ritrovati insomma, in quello che il Ministero ha predisposto per loro e quindi hanno lavorato con serenità. Una valutazione su queste tracce, ecco, molti ci aspettavano magari qualcosa come Pirandello, considerando l'evento, insomma invece sono arrivati altri temi. Sì, sono arrivati altri temi, però ripeto, fattibili, accessibili ai ragazzi. Pirandello forse era un po' troppo prevedibile, pertanto non è stato preso in considerazione visto l'importante anniversario.